Il Friuli ringrazia e non dimentica, una frase che è entrata nella storia di questo territorio. Siamo a Gemona del Friuli, il calcio regionale dilettantistico omaggia Gemona che ospita la finale della Coppa Italia Dilettanti il 4 gennaio. Sarà un anno molto intenso, soprattutto per la memoria delle 1000 vittime del Friuli, le 400 solo qui a Gemona, quindi c'è veramente tanto sentimento su quest'anno che si è aperto da pochi giorni. Ringraziamo ovviamente la federazione, il presidente Hermes Canciani, ma anche tutte le società dell'eccellenza, perché in deroga a quello che è il regolamento hanno scelto volutamente Gemona proprio per ricordare questo tragico avvenimento di 50 anni fa. Una bella scelta quella del comitato regionale. Sì, il pregio del presidente Canciani, l'ho dichiarato, è immenso e è stata una scelta molto lungimirante, ma al tempo stesso naturale, quella da parte sua, e quindi io sia a nome dell'amministrazione regionale che personale lo voglio ringraziare. Sono certa che sarà una grande festa di sport, di calcio, un movimento di persone che arriveranno da tutta la regione per vedere questa finale, e sono certa che ci saranno tanti ragazzini che verranno a tifare, e quindi una bellissima giornata di festa all'insegna dei valori del calcio. Ci tengo tantissimo a questo evento, perché poi anche a livello nazionale tutti ci guardano, tutti ci copiano, e come tu puoi immaginare questo deve essere motivo di grande soddisfazione. Il fatto poi che la finale di Coppa sarà anche impreziosita dalla presenza del presidente Abete ci fa veramente grande onore e grande piacere, per due motivi. Il primo, perché è un atto di riconoscenza appunto nei confronti di un territorio così martoriato 50 anni fa, e il secondo è un atto dovuto nei confronti del nostro movimento, che è un movimento sano, fatto da persone serie e che gestiscono il mondo del calcio in una maniera professionale e non professionistica.